a Udine con l'ospite in compagnia del collega Edoardo Anese. A voi la linea. È in nostra compagnia Eros Cisilino, presidente di Arlef. Ben ritrovato presidente, grazie per essere con noi. Mandi a tutti gli ascoltatori. Bene, Arlef ha indetto un bando pari a 750.000 euro. Di cosa si tratta? Si tratta di un bando per il finanziamento della cartellonistica stradale che riguarda l'entrata e uscita dai centri abitati, l'entrata e uscita dai comuni e anche le indicazioni turistiche e culturali, perciò va a coprire un'ampia gamma di necessità e tra l'altro finanziamo anche l'apposizione sulle parificazioni oppure sui supporti. Sottolineiamo che è un intervento importante anche per mantenere viva, no, la cultura e la lingua friulana. Assolutamente sì, si tratta di qualcosa che è fortemente identitario anche oltre la cultura friulana o la lingua friulana, perché i toponimi racchiudono la storia di un territorio, quindi hanno questa caratteristica di poter raccontare in un solo nome tutto quello che è accaduto durante i secoli e quindi per noi è particolarmente importante, ma credo anche per ogni comunità del Friuli e non solo. Quindi saranno di fatto i comuni a richiedere il bando e quindi ad avere i contributi? Sì, sono le amministrazioni pubbliche, è rivolto appunto specificamente ai comuni, appunto dicevo prima che la posa può essere richiesta appunto nel bando e questo è appunto per andare incontro alle necessità dei nostri piccoli comuni che in realtà hanno anche poco personale e quindi non riescono a dedicarlo per montare ad esempio i cartelli, quindi volevamo così tranquillizzare quelle amministrazioni che magari non potevano fare richiesta perché non avevano gli operai per poi montare i cartelli, quindi è possibile fare richiesta anche del montaggio. Ecco, spostiamoci un attimo un po' più sul generale. Come concretamente si muove Arlef nel territorio per mantenere viva la lingua friulana? Ci muoviamo a 360 gradi, si usa dire, ma è vero, quindi assolutamente da un punto di vista spaziale copriamo tutte le extra province di Gorizia, Udine e Pordenone soprattutto, con particolare attenzione, ma oltre a ciò anche le fasce d'età, privilegiando le fasce scolari, quindi i ragazzi che hanno a che fare appunto con il friulano anche a scuola, visto che è prevista per legge un'ora almeno di friulano, pensiamo tra l'altro di implementarla, ma soprattutto di rendere la didattica facile e fruibile anche da un punto di vista libero, casalingo e anche per gli adulti chiaramente. Anche perché è importante mantenere viva la cultura e la lingua friulana. È importante anche perché ci distingue da molte altre parti d'Europa, né meglio né peggio assolutamente, non vogliamo autocomplimentarci, ma è da porre all'attenzione di tutti insomma, che in questa regione si parlano contemporaneamente ogni giorno 4 lingue, per cui il friulano chiaramente, l'italiano chiaramente, ma anche il tedesco e lo sloveno. Ci sono almeno 3 comuni quadrilingui e questa è una particolarità che l'Europa ci invidia. Allora noi ringraziamo il presidente Cisilino per essere stato con noi oggi, grazie ancora del suo intervento. Grazie a voi. E linea che può tornare a Pordenone.